Buongiorno da Loreo, siamo con il sindaco Maurino Gasparini che ci presenta naturalmente la sua ospite perché siamo nell'ufficio postale di Loreo che è primo nella provincia di Rovigo. Per cosa, sindaco? Buongiorno a tutti, questo qua è il progetto Polis di Poste Italiane che in tutta Italia con il PNRR hanno fatto degli investimenti, soprattutto quello dell'innovazione sulla tecnologia per dare servizio alla popolazione. Loreo è stato il primo per quanto riguarda il postamate fra i primi 15 in provincia di Rovigo per il rinnovo totale di questo palazzo, perché e che ringrazio anche con il responsabile di comunicazione, il dottor Magnaghi, e il dottor Riverso, che è il direttore della provincia di Rovigo, siamo stati qua mesi fa per far partire questo progetto, che era quello del rinnovo, della messa a norma di tutto lo stabile per quanto riguarda gli uffici postali del nostro comune di Loreo, ma soprattutto quello di arrivare al dunque di quello che era poi il progetto vero, il progetto Polis di Roma, di cui si è stati giù, per dare i servizi a 360 gradi alla popolazione, soprattutto invece di fare la cosiddetta coda alle poste, ci sono servizi diversificati che possono essere automatizzati, vedi il discorso del postamat. Grande fautore di tutto quello che è stato insieme con me da sindaco, ma la direttrice Laura Bolognesi, che ringrazio perché lei, io dico sempre, quella persona lei è come una ruspa, va sempre avanti, non si ferma mai. Qui c'è anche l'assessore Tosin e l'assessore Cucchiari che con me stamattina hanno voluto fare questa intervista, ma soprattutto dare questa notizia a tutta la popolazione, non solo alla nostra popolazione ma alla provincia di Rovigo, perché ne siamo orgogliosi. Ci facciamo spiegare i vari servizi. Allora, qua siamo davanti al postamat. Questo cosa farebbe, direttrice? Allora, con questo postamat si può prelevare, si può fare la lista movimenti, si possono fare i pagamenti, si possono fare le ricariche, dà servizi ai cittadini. Adesso io è quasi 3 anni che sono in questo paese ed era uno degli obiettivi, perché la gente chiedeva il postamat per poter fare prima qualche operazione, anziché entrare nell'ufficio postale, poterla fare da fuori, eseguire da fuori le operazioni è un grande aiuto. Quindi, se vuole magari spiegarci cosa farà questo quando andrà a regime. Ecco, adesso è in servizio per quanto riguarda la stampa dei certificati sì. INPS, e poi avverrà anche con carte di identità elettroniche e passaporti elettronici, che così almeno si smaltirà un po' la coda presso altre strutture, insomma. Sì. Ecco. Sa il cronoprogramma quando più o meno potrà essere completato? Questo qua a fine gennaio. Sì, a fine gennaio dovrebbe, sì, a inizio anno nuovo, insomma, dovrebbe cominciare a entrare a pieno regime. Questo terminale qua, questa funzione qua avrà anche da supporto quelli che possono essere, che ne so, i certificati di residenza, li possiamo, oltre a venire in comune da noi, li possiamo stampare anche qua. Quindi saranno una duplice linea, diciamo, di servizi che su una città come la nostra, che è pur piccola, ma comunque sempre bisogno di esigenze e di servizi per i cittadini.